Svettano le casacche rosse del Barletta per l'intero primo tempo e il Matera è in chiara difficoltà. I bianchi di Di Benedetto, attaccati sulle fasce e aggrediti nel centrocampo, balbettano e rischiano grosso. Solo i primissimi minuti favorevoli ai lucani con una palla steccata però clamorosamente da Panitteri. Poi la valanga rossa travolge D'Ermilio e compagni, mentre De Rosa, destinato alle spalle delle punte, ruolo per lui inconsueto, appare un pesce fuor d'acqua. Il Barletta affonda i colpi e subito Bruno deve cavarsela alla grande su De Florio. Dopo che il Matera ha perso Pazzini per infortunio, una pericolosa azione sotto rete dei bianchi lucani. Applausi tutti per Bruno, poi quando il portiere vola e annulla una conclusione di Cerqueti. Brivido alla mezz'ora con un bolide di Giordano dalla distanza di pochissimo al lato. Continua a barcollare il Matera, insidioso solo una volta con Tatti, anticipato di piede al limite dell'area da Gannini. Poi la traversa su colpo di testa di Di Spirito grazie ai materani dal KO e nel finale di tempo, dopo un'incursione di De Rosa sventata da Gandini, nuova prodezza di Bruno che salva su De Florio. Ripresa, il Matera torna in campo con maggiore determinazione e in apertura ha due clamorose occasioni da gol. La prima con Tatti, entrato tutto solo in aria su imbeccata di Panitteri e palla a fil di palo fuori di qualche centimetro. La seconda con De Rosa che perde l'attimo giusto a 2 passi dalla porta. Altra possibilità di andare in gol per i lucani con Picci. Il Barletta comincia a perdere qualche colpo sul piano del ritmo, ma il Matera non riesce ad approfittare più di tanto. Permangono i suoi limiti in fatto di penetrazione e non si va oltre lo 0-0, un risultato che in fondo accontenta entrambe le squadre. E ascoltiamo il parere sul Matera di Mario Russo, neo allenatore del Barletta. Ma ho detto è una squadra che può esprimere molto di più di quello che fa, ma certamente questo dipende un po' dalla posizione in classifica e un po' anche da questo clima di tensione che c'è intorno alla squadra, che certamente non renderà tranquilli gli attori.